Riprendiamo i lavori della mattinata con la relazione di Giancarlo Bardini che si intitola La professione di perito agrimensore in epoca veneziana nelle podesterie di Serravalle, Conegliano e la contea di Ceneda. Gli do subito la parola, grazie. Negli ultimi anni non sono mancati varie ricerche sugli agrimensori e sulle aree misurate e nell'arte di misurare la terra. L'argomento è piuttosto vasto e merita un approfondimento su alcune tematiche correlate al territorio e riguardanti i primi pertegadori e l'abilitazione alla professione nel coneglianese e serravallese, ruolo dei periti pubblici sul mercato fondiario locale, agrimensori operanti in zona e schedatura delle loro mappe. Durante il periodo medievale le conoscenze dei famosi gramatici romani si erano disperse e l'agrimensura veniva considerata un'attività che non richiedeva studi specifici. Era affidata a praticanti che attraverso un apprendistato di bottega avevano acquisito la tecnica di manovrare la pertica formata da un asse o da una catena lunga 5 piedi pari a 2,04 metri. I pertegadori dimoravano per lo più in campagna, si prestavano a misurare qualche campo di terra o collaborare in forma anonima con i notai incaricati di stendere i cataltici degli istituti religiosi che per primo avvertono la necessità di monitorare le vaste proprietà al fine di evitare le usurpazioni e le dannose gestioni. Il notaio Vincenzino Antica da Feletto, in un atto del 27 giugno 1501, fa riferimento al patrimonio del monastero di San Polo di Conegliano, cui terreni erano ubicati tra Campolongo, Bazzola, San Michele e San Polo del Patriarca. Le misurazioni erano state condotte nel 1472 da persone esperte e pratiche, rimaste però anonime. Anche l'inventario dei beni della scuola dei battuti di Serravalle viene aggiornato più volte tra il 1463 e il 1565. Inizialmente le descrizioni delle terre sono sommarie e le estensioni poderali derivate da aleatorie stime. A causa di tali imprecisioni erano sorti dei contenziosi a cui si cercherà di porre rimedio coinvolgendo nelle scritture il notaio Domenico de Santoflore e l'agrimensore Andrea Scarpis, ambedue eletti il 26 giugno 1565 dal capitolo della scuola. I fondi agricoli risulteranno così ben definiti con le superfici espresse in zoie e tavole rilevate da specifiche misurazioni a pertica. L'intervento notarile, garante della legittimità dell'inventario, proseguirà fino a quando l'agrimensore non sarà autorizzato ufficialmente a esercitare l'attività. Tale autorizzazione è favorita dalla vasta campagna di misurazione imposta dalla Serenissima Repubblica per il facimento degli estimi e il censimento dei terreni comunali, pascoli, prati, boschi, non soggetti a tassazione e goduti ab antiquo dalle comunità di villaggio. Nel libro delle parti si legge che in data 2 marzo 1542 il Consiglio di Conegliano aveva deliberato, avendo bisogno per la causa preeminente ed importantissima dell'estimo generale di far provvisione di un idoneo ed esperto perticatore e abbia ottima cognizione della pratica, stabiliamo sia approbato come agrimensor il distrettuale Zandonà Loro,
che dovrà operare con i deputati all'estimo e notificare la sua nomina al podestà di Treviso, cui competeva l'azione di controllo. Per i successivi estimi fiscali si presenterà la medesima esigenza e, sulla base della documentazione rintracciata, riteniamo si possa ricostruire nei seguenti termini la procedura seguita a Conegliano, come probabilmente anche nelle podesterie contermini. I deputati all'estimo avevano il compito di proporre una persona pratica delle misure. La proposta veniva fatta al Consiglio cittadino, il quale, valutate le sue capacità, concedeva la licenza a svolgere la professione nel territorio. Subito dopo l'approvato doveva giurare alla presenza del podestà di esercitare l'ufficio suo realmente senza rispetto alcuno. Trattasi di un impegno formale fatto davanti al rappresentante della Repubblica di San Marco, che conferiva credibilità e valore giuridico alle perizie e misurazioni eseguite. Nelle condizioni di nomina era previsto che l'agrimensore fosse ricompensato con un premio per quelle fiate che servirà. Non era quindi un funzionario dipendente, ma un libero professionista pagato per incarichi specifici e pertanto in grado di assumere impegni anche dalla committenza privata. Il candidato, eletto localmente ed intenzionato a esercitare su tutto il dominio, doveva inoltrare a Venezia una supplica ai provvedtori sobre i beni comunali, chiedendo di essere esaminato un loro pubblico matematico, e si è ritrovato perfettissimo nella geometria, perticazioni di campagne, siti montuosi ed altro pertinente alla nobile professione. Era annoverato fra i periti pubblici di quel magistrato. Nel prosieguo il loro numero registrà un continuo aumento per l'ampliarsi delle committenze e verso la fine del 600 non erano mancati errori e casi di inesperienza. Pertanto il Senato reputava necessario procedere a un censimento degli operativi ed adottare una severa selezione nel loro reclutamento. È qui proiettato il proclama datato 17 gennaio 1757 dei provvedimenti. Il proclama datato 17 gennaio 1757 dei provveditori sobre beni comunali, che enunciava in 10 articoli le regole sull'aspetto normativo della professione. Poi, a parte, erano elencati i 15 quesiti per l'esame, riguardanti la matematica, la geometria, la topografia, l'idraulica, l'uso degli strumenti e la tecnica di disegno. Di questi 15 quesiti civili interrogatori ne venivano estratti 5 e l'esame riguardava appunto questi elementi estratti, e se la prova risultava positiva si procedeva al rilascio del diploma. Presso l'archivio municipale di Conegliano è conservato un diploma in pergamena rilasciato il 5 settembre 1778 al pubblico rimensore Alessandro d'Este, secondo appunto la legge stabilita nel 1757. Gli viene data autorizzazione a firmarsi in qualunque sua pubblica e privata operazione, con l'obbligo di protocollare le pratiche in un apposito registro a similitudine di quanto facevano i notai.
Tali diplomi erano equiparati a quelli dei periti ordinari e straordinari dei beni inculti, abilitati per compiti inerenti alle opere di bonifica e di irrigazione. I contrasti tra le due categorie professionali potevano risultare aspri, essendo talvolta in competizione fra loro. Purtroppo non sarà costituito a tutela un ordine degli agrimensori che troviamo invece presente in Friuli e in altre regioni. Uno degli ultimi diplomati è Giuseppe Vascellari, che riceve la patente il 18 marzo 1795, 2 anni prima della caduta della Serenissima Repubblica. Per completezza di informazione si precisa che sotto il regno napoleonico e del Lombardo-Veneto sarà istituito un corso universitario biennale con il 3° anno di specializzazione per la laurea in agrimensura. Nel 1929, con il Regno di Savoia, il titolo è abolito e in sostituzione sarà creato il Collegio dei Geometri. Riprendendo i termini della premessa, per quanto riguarda il mercato fondiario, gli agrimensori ne sono coinvolti nella fase di appoderamento dei terreni che erano stati messi all'asta da Venezia per uscire dalla stretta finanziaria legata alle guerre contro i turchi e protrattesi dal 1645 al 1718. Dopo l'aggiudicazione dei lotti, i nuovi proprietari, in gran parte nobili veneziani, per sistemare le unità produttive, hanno necessità di accaparrarsi dai privati strade campestri, porzioni di terreno, fienili, concessioni idriche, e si rivolgono pertanto ai periti del territorio in grado di individuare gli acquisti adatti alle finalità preposte. Spesso gli stessi periti si fanno intermediari nella definizione dei prezzi, che varieranno dai 20 ai 55 ducati per campo, a secondo della posizione, della qualità, prato, lativo, vitato e della fertilità del suolo. L'agrimensore Pietro Antonio Camatta da Mareno nel 1679 viene nominato dal nobile Giobatta Malanotti, suo procuratore, con l'incarico di integrare le possessioni già acquisite a Soffratta, dove è intenzionato a costruire lungo la Piovesella una villa padronale affiancato da una fattoria agricola. Dai documenti notarili risulta che il Camatta dispone di ampia delega nella ricerca di possibili venditori, nella stesura dei preliminari d'acquisto, nel versamento della caparra e di pagamento del dazio della messetteria. Si registra anche un flusso inverso di denaro. Gli aggiudicatari delle aste, denominati concessionari, cedono quote di terra ritenute per loro eccedenti a chi è riuscito in quegli anni ad accumulare un buon capitale, come i notai, gli agenti di campagna e appunto gli agrimensori. Costoro fanno parte di un nuovo ceto borghese che sta affermandosi e intende elevare il proprio status sociale attraverso il possesso fondiario. Emblematica è la figura del perito pubblico Stefano Segato, piuttosto attivo nel Serravallese, che con i proventi della professione acquisisse quei pascoli comunali da lui misurati e contribuito a vendere. Altri validi colleghi del Segato, come i distrettuali Antiga, Bardini, Piai, Serafini e i nobili cittadini Bertoia, Bortoluzzi e Gaiotti e diversi altri, riescono a incrementare le rispettive proprietà alternando gli incarichi della committenza pubblica a quella ecclesiastica. Nello stesso tempo stringono rapporti con le famiglie più in vista del territorio, intervenendo nelle compravendite, nelle perizie di stima, nelle divisioni patrimoniali e nei contenziosi giudiziari. Attività queste di routine e profittevoli, anche se rilevazioni con disegno rimangono gli elaborati più significativi e noti.
Infatti lo studio delle loro mappe ci offre un'ampia possibilità di indagine su discipline legate alla toponomastica, alla viabilità, all'economia, alla trasformazione del paesaggio. Interessante a questo riguardo è il catastico di Costantin Cortellotto del 1605 relativo ai boschi frammisti e pascoli del Serevallese, che si estendevano dal Fadalto alla Castellina di Fregona e alla Villa di Lago. Del suddetto documento, degno di un approfondito esame, è stato redatto un ampio regesto a testimonianza di una risorsa scomparsa che assicurava benessere nel rispetto del territorio. Ecco, qui è rappresentato un catastico, il catastico della parrocchia di Visnà, in cui si vede sulla destra la raffigurazione del predicatore e sulla sinistra il predicatore e sulla destra il San Martino. Il santo qui è dedicato alla chiesa di Visnà. Prego. A conclusione della ricerca, nel testo consegnato agli atti verrà riportato un elenco degli agrimensori di epoca veneziana con la schedatura delle mappe rintracciate nei vari archivi della zona. Ecco il riepilogo. Ecco, i primi praticatori, quelli che hanno agito nella seconda metà del Cinquecento, e che la loro attività si basava quasi esclusivamente sulla misurazione dei terreni e non sul disegno, in quanto questa tecnica sarà inserita successivamente verso la metà del Seicento. Sono stati trovati 11 praticatori. Poi, mentre gli agrimensori attivi dal XVII al XVIII secolo, ne sono stati inventariati 83, dei quali autori di mappe 54. La differenza tra 83 e 54 sono quelli agrimensori o che non è stato possibile trovare delle mappe, oppure soprattutto erano autori di perizie, stime, compravendite, e quindi non esigono i disegni relativi ai loro. Ecco, poi per ogni agrimensore sono state riportate un certo numero di mappe che abbiamo trovate, che sono state schedate. La schedatura è avvenuta in questa forma, cioè è stato indicato il nome dell'autore, l'oggetto della mappa, l'anno in cui è stata compilata, le dimensioni della mappa, gli elementi a corredo come scala delle misure, roso di venti e qualche altro attergato, e infine la collocazione archivistica e l'eventuale bibliografia. Questo le mappe schedate sono 109, mentre i catastici, soprattutto di beni ecclesiastici inventariati, sono stati 16. È un lavoro piuttosto complesso che ha richiesto tanta pazienza, date le difficoltà di reperire e vedere e misurare e analizzare queste mappe. È un'indagine certamente non esaustiva né completa, è una prima catalogazione oggetto di successive integrazioni che reputiamo possono essere utili a chi è interessato all'argomento. Grazie.